Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale I fatti del Friuli occidentale in primo piano. Restiamo in ambito sicurezza. In Italia è partita la sperimentazione del taser in dotazione ai poliziotti. Ne abbiamo parlato con il vice segretario nazionale dell'UGL FSP Polizia. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'UGL FSP Polizia. Allora, il taser tanto atteso è arrivato, alcune questure d'Italia sono state dotate di questo strumento. Di che cosa si tratta e come verrà utilizzato? Beh, innanzitutto direi che è una vittoria per l'UGL Polizia FSP un'altra volta, perché è una cosa che avevamo richiesto noi. Questo strumento, che altro non è, come potete vedere dalle immagini, una pistola elettrica che annienta e paralizza momentaneamente il tempo necessario quindi agli agenti, agli operatori delle volanti di immobilizzare senza creare nessun danno, questo è importante, al movimento ma anche a noi. Lo potremo vedere anche a Pordenone, se sì, in che tempi? Beh, adesso la sperimentazione è partita questo venerdì, quindi in 6 città dove la criminalità è veramente alta. Ci sarà poi una valutazione di come è servito e che effetti ha portato, e poi sicuramente deve e sarà sicuramente distribuita a tutte le questure d'Italia. Ecco, restando a Pordenone, abbiamo visto tanti controlli, steward, polizia, carabinieri in centro, però si è verificato anche ieri una rapina, proprio una gioielleria di Piazza 20 Settembre, com'è possibile? Se noi mettessimo in ogni via una pattuglia, no, non avremo certamente una diminuzione dei reati. A Pordenone ancora diminuzione dei reati c'è stata e c'è effettivamente. Servono i controlli, perché il controllo del territorio, guardate, è fondamentale. Anche il famoso terrorista a Milano è stato fermato da un semplice controllo di polizia. Non c'è stato un antiterrorismo o una collaborazione internazionale dalle polizie. A proposito di controllo del territorio, la Regione ha bocciato un emendamento del consigliere di Fratelli d'Italia Luca Ciriani che chiedeva di stanziare 50.000 euro nel 2018 per il progetto Steward Urbani.